Va ora in onda la rassegna stampa. Ad agosto tutto si può fare, compresa la sigla alle 9:35 della rassegna stampa, ma entriamo subito nel vivo. Vi propongo subito i 3 articoli di giornata che poi troverete rispecchiati sul sito di radiolibertà.net. Primo articolo del giorno, un'intervista di Virginia Piccolillo al ministro della Giustizia Carlo Nordio sul Corriere della Sera, pagina 9. Quanto ai rapporti tra Meloni e Nordio, si parte da lì. Mai stata sintonia migliore, dice il ministro Nordio, come dimostrato nell'ultimo vertice a Palazzo Chigi. È un wishful thinking, un pio desiderio di chi sa che per la prima volta faremo riforme radicali. La richiesta di incontro al presidente Mattarella non condivisa, un'altra fantasia, risponde Nordio. È stata concertata proprio in quell'incontro a Palazzo Chigi. Far coincidere il tutto con il voto sul decreto carceri e uno sgarbo al Parlamento, un'accusa bizzarra, controbatte il ministro Carlo Nordio. Avevo presenziato a tutte le dichiarazioni di fiducia e anche votato. Per il giorno successivo la presidente Meloni aveva da tempo fissato una riunione per dare un indirizzo operativo urgente per eliminare o almeno ridurre l'annoso problema del sovraffollamento. Ritenerlo uno sgarbo per noi è una buona notizia, significa che l'opposizione non ha altri argomenti. I dissidi nella maggioranza sono fantasia, da sempre abbiamo sensibilità lievemente diverse, dice Nordio al Corriere della Sera. Tutti sanno che sono stato voluto da ministro da Giorgia Meloni, pur avendo presieduto il comitato promotore dei referendum, inclusa l'abrogazione della legge Severino, a cui Fratelli d'Italia era contraria. Ma stiamo trovando serenamente una sintesi. Promettendo a Forza Italia cosa? Chiede il Corriere. Non metterei un tema così complesso, risponde Nordio, in termini contrattualistici. Faccio presente che il referendum radicale sulla custodia cautelare è stato proposto anche dalla Lega. Comunque la necessità di una riforma sul tema è sentita da tutta la maggioranza. Togliendo il rischio di reiterazione del reato per tutti gli incensurati, tranne quelli di mafia e terrorismo, come propone Costa, di Azione, Fratelli d'Italia non sembra d'accordo. L'onorevole Costa, osserva Nordio, fa parte dell'opposizione ed è suo diritto proporre ciò che gli pare. Certamente essere incensurati di per sé non può costituire una limitazione, ma un po' tutta la materia va rivista. Non stiamo preparando uno scudo per i colletti bianchi. Ovviamente per i rapinatori, stupratori corrotti e autori di altri gravi reati la carcerazione preventiva rimarrà. Quello che conta è definire meglio i presupposti per la sua applicazione. A cominciare dal requisito della reiterazione del reato. Il pericolo non può essere desunto dal rimanere in carica dell'amministratore pubblico accusato di corruzione. Quanto all'abolizione del reato di abuso d'ufficio, si teme la procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea? Non è vero, risponde Nordio, non siamo affatto fuori dalle regole. L'Unione Europea dice may, cioè si può, e non must, cioè si deve avere quel reato. Lo abbiamo già chiarito, tant'è vero che le raccomandazioni ricevute da Bruxelles non ne hanno fatto cenno. Il presidente Mattarella lo ha firmato senza rilievi. Se ne avvarrà anche l'ex magistrato Palamara. Aveva ragione? Quel sistema da voi avversato era lecito? Chiede Virginia Piccolillo e risponde il ministro Nordio: il sistema Palamara non è mai stato rivelato in tutta la sua complessità e estensione, anche perché sia il Consiglio Superiore della Magistratura che la magistratura non hanno ascoltato le decine di testimoni, magistrati in pensione o in servizio, che Palamara aveva indicato. Su questi esistono intercettazioni che sono state tenute riservate, mentre altre sono state lasciate filtrare. Se ora il dottor Palamara intende attivarsi con nuove iniziative, la decisione spetta a lui. Intanto nelle carceri, caos, allarme suicidi. Il decreto è nato vecchio? No, risponde Nordio, non è stato letto con attenzione. Alla Camera ho ascoltato affermazioni che confermavano questa carenza. In realtà il decreto carceri contiene novità notevoli, a cominciare dalla possibilità di esecuzione della pena in ambienti diversi dal carcere, come le comunità per tossicodipendenti. Poi sta ai magistrati decidere se mandarveli o meno. E ricordo che i detenuti non sono messi in prigione dal governo, ma dai giudici.
Domanda: ma non avete aumentato i detenuti aumentando i reati a partire dai rave party? Altra mistificazione, risponde Nordio, per quel nuovo reato non è mai stato incarcerato nessuno. Anzi, non ne sono stati più organizzati, evitando incidenti che avrebbero provocato, quelli sì, altri arresti. Roberto Giachetti, parlamentare di Italia Viva, denuncia il ministro Nordio per inerzia contro i suicidi in carcere. Una stravaganza estiva, risponde Nordio. Mi sorprende che forze che hanno sempre auspicato una divisione tra politica e giustizia intendono portare davanti alla magistratura un problema eminentemente politico. Quanto al sovraffollamento, conclude Nordio, abbiamo progetti che vogliamo illustrare al Capo dello Stato. Sarebbe irriguardoso anticiparli qui. Ma se mettiamo assieme la possibilità per i tossicodipendenti di andare in altre strutture con quella di far tornare nel proprio paese i detenuti stranieri, sulla quale stiamo lavorando notte e giorno assieme alla Farnesina, possiamo arrivare a 15-20 mila detenuti in meno ed ecco risolto il sovraffollamento, intervenendo appunto sulla questione dei tossicodipendenti da mandare in altre strutture che non siano il carcere e far tornare al proprio paese i detenuti stranieri. Da cui poi il titolo del Corriere riassuntivo: sulla custodia cautelare la materia va rivista con i nostri progetti, 15-20 mila detenuti in meno ed ecco risolto il sovraffollamento. Così la vede il ministro della giustizia Nordio, mentre l'altro articolo che vorrei segnalarvi ha a che fare con un caso di cronaca di cui si è parlato in questi giorni. La Procura di Torino sta indagando sulla morte di una donna che avrebbe ricevuto per sbaglio una trasfusione di sangue destinata a un altro paziente. Per la vicenda sono accusati di omicidio colposo e falso un medico e un infermiere. Su Repubblica, pagina 17, stamani, c'è l'intervista all'anestesista che ha svelato il caso di malasanità a Torino. Volevano che mentissi sulla trasfusione sbagliata e alla fine ho perso il lavoro, dice questa donna a Sara Martinenghi che la intervista per Repubblica. Una notte di pressioni, una riunione in cui nessuno ha preso le sue parti, tutti contro di lei, lei sola con la propria coscienza. Ho fatto solo quello che ritenevo giusto, dice l'anestesista che chiede di restare anonima. Si è rifiutata di nascondere il dato della trasfusione sbagliata che ha portato alla morte Carla Raparelli, di 71 anni. Al medico che le ha detto che questa storia l'avrebbe rovinato, facendo leva sul fatto di avere dei figli, lei ha risposto: non sono madre, ma se avessi un figlio gli insegnerei l'onestà. Un atto di integrità che le è costato caro, tanto da arrivare a dimettersi dalla clinica Maria Pia Hospital di Torino. Cos'è successo la sera del 9 marzo 2023? Ho tentato di rianimare la paziente per oltre 45 minuti, dice l'anestesista che ha svelato il caso di malasanità. Abbiamo fatto il possibile, l'abbiamo intubata, abbiamo provato in ogni modo. Quando ormai non c'era più nulla da fare, è entrata l'infermiera. Era bianca in volto e molto triste. È stata lei a dirmi che c'era stata una trasfusione sbagliata. Ho capito subito che era una cosa gravissima con ripercussioni legali. Ho chiamato subito i responsabili di reparto e il direttore sanitario. A quel punto una riunione notturna. Sono arrivati tutti. La riunione è durata dalle 2 alle 5 del mattino. Alcuni dirigenti e medici premevano perché non volevano che uscisse fuori la storia della trasfusione. Dicevano che si dovesse nascondere perché sarebbe stato un disastro per tutti. Io ho risposto che non potevo guardare la famiglia negli occhi e non dire la verità. Ho insistito, non posso farlo. Mi hanno detto, va bene, ci parliamo noi, alla famiglia della defunta, ma c'era un altro problema, racconta l'anestesista. Ero io ad aver tentato di rianimare la paziente. Ero io che dovevo compilare l'Istat, la scheda in cui si indicano le cause del decesso. Mi hanno detto devi firmarlo tu e volevano che mettessi shock settico. Avevo la nausea, stavo malissimo, ero lì con la penna in mano, guardavo quel foglio. Non posso farlo, ho ribadito. Non c'era nessuno dalla sua parte, chiede Sara Martinenghi. No, risponde l'anestesista che ha svelato il caso di malasanità a Torino, la morte della signora Raparelli per sbagliata trasfusione. C'era chi premeva per nascondere la trasfusione e chi stava zitto ad ascoltare senza prendere parte alla discussione. Come ho reagito? Ho provato a convincerli che non si poteva nascondere una cosa del genere. Un errore può succedere, per quanto grave, si può comprendere, ma nasconderlo, no, quello è imperdonabile. Quando si è trovata con la penna in mano e si è rifiutata di firmare, cosa è successo?
Il direttore mi ha detto: allora lo firmo io, ma non potevano firmare la cartella clinica al mio posto e io avevo già iniziato a scrivere prima della riunione. Poi abbiamo discusso ancora. Ci ho pensato bene, ero io con la penna e quel foglio davanti. Ho pensato alla mia coscienza, alla Bibbia e ho detto di no. Alla fine si sono arresi. Un manager mi ha detto: se lei non è d'accordo a nascondere la cosa, dobbiamo dire la verità. Poi cos'è accaduto? Mi è stato detto da un responsabile: non voglio lavorare con gente come te, quindi domani mi dimetto. Si è dimesso? No, non l'ha fatto. Io quella notte sono andata a casa piangendo, provavo un gran senso di vergogna nel lavorare con persone che per me tradivano anche il senso dell'essere medici. 2 giorni dopo, intorno a me c'era solo silenzio, immaginavo mi mandassero via. 2 settimane dopo mi hanno convocato in direzione, mi hanno detto che ero un incapace e mi trasferivano di reparto. Ho risposto che non ero nata ieri e che sapevo bene che era per via di quello che era successo, della trasfusione. Mi hanno detto di no, che non era per quello. Cosa ho fatto? Mi dovevo sposare dopo 1 mese e mezzo. Perdere il lavoro in quel momento era terribile, ma sentivo che non potevo rimanere lì. Ho scelto di andarmene anche se la responsabile dell'anestesia non voleva. Nel giro di poco tempo, per fortuna, ho trovato un posto a Torino. Ora sono serena. Come giudica quello che è successo? È l'ultima domanda di Sara Martinenghi per Repubblica. Risponde l'anestesista. Gravissimo, io non volevo far finire nessuno nei guai, non ho denunciato io, ho pensato se qualcuno mi chiederà cosa è successo racconterò la verità. Così ho fatto quando mi hanno chiamato i carabinieri. Mi guardo allo specchio e non ho niente da nascondere. Quando ho scelto medicina ho scelto di aiutare gli altri, non ho fatto nulla di eccezionale, ma è molto triste e spero che venga fatta giustizia, dice l'anestesista che ha portato alla luce il caso della morte di questa donna alla Maria Pia Hospital di Torino che avrebbe ricevuto per sbaglio una trasfusione di sangue destinata a un altro paziente. Volevano che mentissi, alla fine ho perso il lavoro, così Repubblica riassume. Lasciamo anche questo argomento, vi segnalo il terzo articolo di oggi che appunto troverete poi su radiopadania.net, su radiolibertà.net, chiedo scusa, ogni tanto mi si confondono i piani temporali. Dicevo il terzo articolo di oggi è relativo a un fenomeno ampiamente sottovalutato nei fatti, la ludopatia arrivata a livelli preoccupanti. Se ne occupa sul Corriere della Sera, nella pagina dei commenti, a pagina 24, il sociologo Mauro Magatti. Un freno al gioco d'azzardo è il titolo del pezzo. In tempi di Olimpiadi, la grande festa dello sport, con un'enorme carica di positività, vale la pena richiamare l'attenzione, scrive il professor Magatti, su un'altra forma di gioco, purtroppo tossica e disgregativa. Parlo del gioco d'azzardo che costituisce un fenomeno di dimensioni davvero impressionanti. Secondo gli ultimi dati, la spesa totale ha raggiunto nel 2023 la cifra di 147 miliardi e 700 milioni di euro, il 50% online. È l'89% della spesa alimentare, è più della spesa sanitaria, che nel 2023 è stata di 131,1 miliardi. E le previsioni parlano di 250 miliardi nel 2030, di cui 2/3 online. In termini pro capite, gli italiani, neonati inclusi, nel 2023 hanno giocato 2.488 euro a testa. Il fenomeno è diffuso e variegato, l'offerta è ampissima e in continua espansione. Ci sono 55 diverse tipologie di lotterie istantanee, 47 tipologie di gratta e vinci online, 310.953 slot e VLT, 200 sale bingo sul territorio nazionale. In Italia sono aperti oltre 15 milioni di conti gioco. Grazie all'online cresce la quota di giovani coinvolti. In una ricerca svolta a Modena risulta che il 41% dei giovani ha avuto qualche esperienza con il gioco, dal gratta e vinci all'online. Nella fascia 14-18 anni il 4% ha un conto online attivo, il 9% vorrebbe averlo. Le conseguenze sociali del gioco d'azzardo, isolamento sociale, difficoltà nel gestire il quotidiano, malessere e ansia, scrive Mauro Magatti sul Corriere della Sera, diventano drammatiche con le ludopatie. Secondo il Dipartimento Politiche Antidroga, gli italiani con problema di dipendenza da gioco sono non meno di 300.000 persone, in un paese con debito pubblico stratosferico, con 5 milioni di poveri, diseguaglianze sociali e territoriali molto ampie.
Il gioco d'azzardo sembra aver preso il posto della lotta di classe. Abbandonato al suo destino, sfiduciato verso la politica e i sindacati, il giocatore, che ha un profilo socioculturale medio-basso, sogna di trovare nel gioco la soluzione ai propri problemi. E pazienza se i soldi che gioca peggiorano ancora di più la sua situazione concreta. Meglio coltivare la speranza di un colpo di fortuna, che magari non arriverà, ma almeno aiuta a tirare avanti. Gli operatori raccontano di casi in cui si arriva a giocare il sussidio per il figlio disabile. Si spende molto di più nel sud economicamente stagnante che non nel nord produttivo, con il primato di Isernia, dove la spesa supera i 4.000 euro medi pro capite. Palermo, Napoli, Bari e Roma fanno registrare un valore medio doppio rispetto a Milano. Per cominciare a cambiare direzione, osserva ancora Mauro Magatti sul Corriere della Sera, è prima di tutto necessario riconoscere che si tratta di un problema sociale rilevante. Affermazione che gli operatori del settore contestano in nome della libertà individuale e dei posti di lavoro creati. Ma a parte i timori sugli investimenti illeciti che questo settore solleva, rimane la domanda sul tipo di prodotto interno lordo, PIL, che vogliamo realizzare. Come affermò in un celebre discorso Robert Kennedy, il PIL misura qualsiasi cosa, anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per sgombrare le autostrade dalle carneficine dei fine settimana, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Se non fossero risucchiati nel buco nero del gioco, scrive ancora Mauro Magatti sul Corriere della Sera, i 150 miliardi spesi nell'azzardo entrerebbero ugualmente nel circuito economico in attività più positive per cittadini e collettività. Fino ad oggi, scrive il sociologo, lo Stato italiano è stato molto tiepido sul tema, anche perché per anni ne ha tratto significativi vantaggi fiscali. Ma ora, con l'espansione del gioco online, è venuto il momento di agire. Un dato è illuminante: nonostante i volumi di gioco complessivo siano aumentati del 37% dal 2019 al 2023, le entrate erariali sono rimaste sostanzialmente stabili, più 2,5%. Ad aumentare sono stati solo i costi che lo Stato deve sostenere per contrastare i danni sociali della ludopatia. Semmai c'è stato un discutibile interesse legato all'erario, oggi non è più vero. Bisogna agire e si può cominciare con 3 passi concreti e fattibili, conclude Mauro Magatti. Prima di tutto serve una legge quadro che precisi i termini di una relazione fortemente ambigua. Come in altri campi occorre regolare la pubblicità superando espressioni come gioco responsabile evidentemente fuorvianti. Non si può sottacere il fatto che esistono strategie di marketing miranti ad aumentare la dipendenza. E poi va ricostituito l'Osservatorio nazionale per il contrasto alla diffusione dell'azzardo e della dipendenza grave presso il Ministero della Sanità, in modo da avere una fotografia aggiornata e approfondita della situazione. Così Mauro Magatti, un freno al gioco d'azzardo, pagina 24 del Corriere della Sera di oggi. Ci fermiamo un attimo solo, un brevissimo jingle e poi torniamo ad alcuni degli articoli della giornata che vorrei proporvi rapidamente prima delle 10:30. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Allora, torniamo agli articoli di oggi, martedì 13 agosto, sono le 9:53. Sul quotidiano Avvenire, dal quotidiano Avvenire, vi segnalo a proposito di infrastrutture, è un periodo critico per le infrastrutture di trasporto in Italia. A proposito invece di infrastrutture, di messa in sicurezza del territorio, eccetera, c'è un'intervista al segretario generale dell'autorità di bacino del fiume Po, l'autorità distrettuale del fiume Po. La messa in sicurezza del Po, i progetti ci sono, ma le risorse no. Il Po, scrive Avvenire, è il più grande fiume d'Italia, spina dorsale della pianura tra Alpi ed Appennino, pianura padana. Un fiume che è un pezzo di Italia. Da secoli alimenta uomini, animali, attività economiche, ma anche cultura, biodiversità e ricordi. In questi mesi di caldo africano, lontani dall'incubo siccità del recente passato, abbiamo ripreso a navigare sul Po, assaggiarne la salute, a incanalarne le acque verso le campagne. Un breve viaggio nell'ultimo tratto di fiume, prima del delta e del mare, ha dimostrato una cosa: a dispetto di quel che si crede,
Non tutti i problemi dell'acqua sono figli del cambiamento climatico. Il Po risente fortemente delle precipitazioni che in inverno si depositano come neve e ghiaccio sulle Alpi e quest'anno sono state molto copiose. L'andamento pluviometrico condiziona la portata e quindi l'alternarsi di piene e di magre, ma la morfologia del corpo idrico, un fiume è chiamato così in linguaggio idrologico, non dipende solo dal riscaldamento globale, bensì in massima parte dagli interventi dell'uomo, a partire da quelli del passato che dispiegano ancora i loro effetti. E Paolo Viana ne parla con il segretario generale dell'autorità di bacino del fiume Po, Alessandro Bratti. Gli interventi di prevenzione cubano circa 15 miliardi, sono finanziati in piccolissima parte. La gestione del territorio deve essere resiliente rispetto a un clima tropicale. I problemi del bacino del Po sono causati dal cambiamento climatico o dalle attività umane? Entrambi i fenomeni, risponde Bratti, segretario generale dell'autorità di bacino del Po, sono correlati. L'area del bacino padano è uno dei più critici hotspot climatici, dove gli eventi estremi si manifestano con una frequenza non preventivabile. Le infrastrutture realizzate per le bonifiche e le irrigazioni risalgono a un periodo che aveva caratteristiche climatiche molto diverse. Si deve ripensare la gestione del territorio in relazione a un clima tropicale. Vasche di laminazione per le piene, dighe contro la siccità. Non è questo il punto, risponde Bratti. Non ho nulla contro le vasche di laminazione o le dighe, ma sono strutture rigide che invece di generare resilienza possono ingessare il territorio. L'autorità indica misure che possano assecondare nel tempo l'andamento della natura del fiume. Invece di una vasca di laminazione, a volte è meglio una tracimazione controllata. Non casse, ma aree, che normalmente sono coltivate e all'occorrenza accolgono le acque in eccesso, indennizzando gli agricoltori. In alcune aree le dighe si possono fare, ma esistono anche opere meno invasive per collettare le acque. Il piano laghetti proposto dall'ANBI e sostenuto da Coldiretti è più gestibile e adattabile alle condizioni climatiche. Sulla questione del piano finanziario, nella ricostruzione post-alluvione in Romagna abbiamo ipotizzato interventi per la sicurezza di 4 miliardi che prevedono anche tracimazioni controllate nei tratti arginati e il completamento di vasche di espansione. Insomma, un mix di tradizione e innovazione. Non si devono fare scelte ideologiche, ma considerare i vincoli che pone un territorio. Nel torinese, nella Valle dell'Enza, stiamo ragionando su invasi, ma non siamo dell'idea che si debba fare un invaso per ogni valle. Il problema è che in questo campo non si deve semplificare, servono studi e misure adeguate. Lavoriamo su una serie di soluzioni, come per la gestione dei rifiuti, invece si tende a semplificare e a presentare al cittadino soluzioni miracolistiche che una volta calate sul territorio sono irrealizzabili. Non mancano le idee, mancano i soldi. Gli studi in molti casi ci sono, abbiamo i dati necessari, si possono migliorare. Nel piano di gestione rischio alluvioni ci sono indicazioni da anni. Poi ci vogliono le risorse. Al momento il quadro delle esigenze per interventi di prevenzione per la sicurezza idraulica è di 15 miliardi di euro. Non sono stati ancora finanziati se non in piccolissima parte, mentre si investono poi miliardi per indennizi e riparazione dei danni nei post-eventi. Dunque, questione climatica fino a un certo punto, soldi sì, interventi da fare con i progetti che ci sono, le risorse no, dice il segretario dell'autorità di bacino del Po. Sempre su Avvenire, ve lo segnalo più rapidamente, c'è da segnalare appunto un articolo in pagina economica, la Cina che fa ricorso alla WTO, all'Organizzazione Mondiale del Commercio, contro i dazi messi dall'Europa sull'auto cinese. Il testo con la posizione cinese è stato depositato venerdì. Bruxelles si dice fiduciosa della compatibilità delle misure con le regole. A ottobre il voto vincolante per rendere la misura permanente. Dunque entra nel vivo il braccio di ferro tra Europa e Cina sul fronte delle auto elettriche. Il dialogo peraltro resta aperto. La Cina fa ricorso all'Organizzazione Mondiale del Commercio contro i dazi europei. Su Avvenire vi segnalo anche un fluido racconto, un bel racconto di Marina Corradi, siamo a pagina 15, che ci porta al 1990, era appena caduto il muro di Berlino e il comunismo, la prima estate dopo la caduta del muro.
i piccoli sogni consumistici dei giovani nati sotto il comunismo. Un viaggio nelle capitali dell'Est Europa all'indomani della caduta del muro, tra desideri, delusioni e povertà. A Budapest, in piazza Carlo Marx, allora si chiamava così, i ragazzi facevano la fila per un hamburger da McDonald's. 34 anni fa l'Europa, vissuta sotto la grande ala dell'Unione Sovietica, si risvegliava confusa tra sogni di una democrazia efficace e di un benessere spicciolo a portata di mano, mentre in molti pativano ancora la miseria, scrive Marina Corradi su Avvenire. Sempre su Avvenire poi c'è un altro tema affrontato da Luciano Moia, pagina 18, sugli abusi spirituali che a volte diventano anche abusi fisici. Siamo tutti a rischio, diffidate dei sacerdoti a caccia di laica. Quando cominciare a insospettirsi? Quando il sacerdote, che fa da guida, per così dire, chiede l'esclusiva sulla tua coscienza e cancella le altre relazioni dicendo che Dio vuole così. È un colloquio, quello di Luciano Moia, con Don Giorgio Ronzoni, docente di teologia pastorale e parroco di Santa Sofia a Padova. Alla facoltà teologica del Triveneto c'è un corso su questo tema degli abusi spirituali. Lo guida appunto Don Giorgio Ronzoni. Il più pericoloso è il leader carismatico che pretende di piacere a tutti e va a caccia di consensi sui social. Come riconoscere l'abuso spirituale? Come mettere in guardia le potenziali vittime da guru che sembrano convincenti e affascinanti? Che rapporto c'è tra abuso spirituale e abuso sessuale? Sono le domande a cui risponderà il corso semestrale proposto dalla Facoltà Teologica del Triveneto e guidato da Don Giorgio Ronzoni, docente di teologia pastorale, parroco di Santa Sofia a Padova. Sul tema ha scritto 2 libri: Le 7 sorelle, modalità settarie di appartenenza a gruppi, comunità, movimenti ecclesiali, e L'abuso spirituale, riconoscerlo per prevenirlo, entrambi delle edizioni Messaggero di Padova. Pagina 18 di Avvenire. Facciamo un piccolo stacco. Metti anche... Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Sai che c'è, che per te Torniamo ad Avvenire perché vi dovevo segnalare tra gli articoli di oggi, anche in pagina di cultura, un lungo articolo dedicato a Luigi Pirandello e il 17 settembre del 24, quando Pirandello chiese di essere iscritto al Partito Nazionale
fascista, scrivendo a Mussolini la seguente lettera: Eccellenza, sento che questo è per me il momento più proprio di dichiarare una fede nutrita e servita sempre in silenzio. Se l'eccellenza vostra mi stima degno di entrare nel Partito Nazionale Fascista, pregherò come massimo onore tenervi il posto del più umile e obbediente gregario. Con devozione intera, Roma, 17 settembre 1924, Luigi Pirandello. La tessera del Partito Nazionale Fascista presa per il delitto, Matteotti, racconta Piero Meli, a pagina 19 di Avvenire. Pochi mesi dopo la marcia su Roma, a Cesare Sobrero, che gli chiedeva la sua opinione sul fascismo, Pirandello rispondeva così, in un'intervista tuttora sconosciuta. Ma io non mi occupo di politica, sono un letterato, uno scrittore, voglio rimanere estraneo alla politica, ma non posso fare a meno di riconoscere le qualità straordinarie di cui è dotato Mussolini. Non lo conosco, non gli ho mai parlato, ma ammiro il tono di vita e di disciplina nazionale che ha saputo dare al paese. Così Pirandello, nell'intervista intitolata Parla Pirandello, La Stampa, 21 ottobre 1923. Stessa cosa, sono apolitico, dichiarerà a Giuseppe Villaroel per il Giornale d'Italia l'8 maggio del 24. Tra un'intervista e l'altra non era difficile cogliere le simpatie di Pirandello per il fascismo. Tant'è che V. E. Leno, pseudonimo dietro il quale si nascondeva Corrado Alvaro, sul becco giallo già il 23 marzo del 24 lo aveva additato come filo fascista. Poi il colpo di scena. La sera del 17 settembre l'agenzia Stefani dirama un comunicato. Luigi Pirandello ha chiesto con una lettera al Duce di iscriversi al fascio. Il 18 mattina la notizia su tutti i giornali. Cosa era successo perché Pirandello si schierasse apertamente? Nel lasso di tempo, da maggio a settembre, in un clima pesante avvelenato da intimidazioni, violenza e sangue, 2 delitti politici. Il 10 giugno il deputato socialista Giacomo Matteotti rapito e ucciso da un gruppo di squadristi fascisti. Il 12 settembre l'operaio Giovanni Corvi, per vendicare Matteotti, assassinava su un tram a Roma il deputato fascista Armando Casalini, sparandogli 3 colpi di rivoltella dinanzi agli occhi della figlioletta. Il paese era al bivio, nonostante gli appelli provenienti da più parti di disarmare gli spiriti. Fu proprio il giorno del delitto Casalini che Pirandello, nella sua abitazione a Roma, firmò la lettera per chiedere l'adesione al Partito Nazionale Fascista, senza mettervi data, e la consegnò a Guido Milelli, che il 14 settembre la portò al Duce prima che partisse per Napoli. I partiti d'opposizione, disorientati, accusarono il colpo. Poiché la richiesta di Pirandello cadeva a ridosso del 20 settembre, data nella quale saranno ufficializzate le nomine senatoriali da parte del governo, si inventeranno, per svilire il gesto di Pirandello, il mercimonio della tessera in cambio del laticlavio del posto al Senato. Giovanni Amendola tra tutti uscì con un violento corsivo anonimo sul Mondo del 25 settembre dal titolo Un uomo volgare, apostrofando Pirandello di accattone, un'accusa di opportunismo che non stava in piedi, se non altro perché alla richiesta della tessera non era seguito neanche il seggio da senatore. Insomma, non c'era il do ut des. Non c'era lo scambio e non poteva esserci perché Pirandello, ben sapendo il clamore che avrebbe suscitato, aveva condizionato preventivamente la sua iscrizione all'esclusione del suo nome dalla lista dei probabili senatori, per non dare adito a strumentalizzazione. E poi basta leggere il contenuto della lettera per convincersi della natura politica di quella richiesta. Era il momento più proprio, scrive Pirandello, di dichiarare una fede nutrita e servita sempre in silenzio. Questa è la chiave di lettura, il momento proprio. Può mai questo momento più proprio riferirsi alla nomina dei senatori? Certamente no. La tessera del PNF fu presa per il delitto. Matteotti scrive in questo articolo in pagina di Cultura, il quotidiano Avvenire: sarebbe un oltraggio all'intelligenza di Pirandello pensare che fosse un mercimonio per il laticlavio senatoriale. Pirandello rispose ai suoi calunniatori con una lettera del 3 ottobre 24 sull'idea nazionale. Chi mi conosce sa bene che non sono un uomo volgare. Chi non mi conosce poteva facilmente considerare che sarei stato, più che un uomo volgare, un uomo inverosimilmente stupido, se per la vanità di vedermi compreso tra i nuovi senatori, proprio alla vigilia fossi andato a iscrivermi al Partito Nazionale Fascista. Mi pare di aver veramente il diritto di ritenere stupidi coloro che non hanno saputo fare una così ovvia considerazione. Quel momento si chiama Giacomo Matteotti.
il cadavere del quale aveva scatenato proteste di piazza e il fuggi dalle file dei fascisti. È quel frangente politico nel quale Mussolini è alle corde che spinge Pirandello a uscire allo scoperto e a dichiararsi fascista. Matteotti d'un tratto aveva cambiato tutto, o per meglio dire quel che era seguito al delitto Matteotti, cioè la oscena speculazione compiuta sul cadavere del deputato. Queste le motivazioni addotte da Pirandello nell'intervista a Telesio Interlandi "Perché sono fascista", apparsa su L'Impero del 23 settembre. E non è da mettere in seconda linea, scrive ancora Avvenire, fra le cause che determinarono il suo gesto, il bisogno di reagire pubblicamente alle inconsistenti manifestazioni di alcuni letterati che ripongono la salute della patria nel loro vocabolario più che nei fatti degli uomini di governo. Il riferimento è al manifesto della Lega Italica, il movimento di Sam Benelli, fascista della Primora, passato dopo il delitto Matteotti nelle file dell'opposizione. Fu questo voltafaccia di Benelli che disgustò Pirandello al punto da fargli rompere gli indugi. Quando tutti si defilavano, lui, Pirandello, dall'alto della sua notorietà, trovò il coraggio e, perché no, la spocchia di sfidare l'opposizione governativa, offrendo la sua testimonianza a favore di Mussolini. Così racconta oggi il quotidiano Avvenire. Lasciamo però queste cose passate, per qualcuno morte, stramorte e defunte, ma che rivelano sempre qualcosa, diciamo, del carattere italico. Vi segnalo invece rapidamente sul Corriere della Sera un articolo dedicato all'OCSE che ha certificato il recupero del potere d'acquisto delle famiglie italiane. In sostanza cresce il reddito reale delle famiglie, il che dà modo a Giorgia Meloni di dire siamo sulla strada giusta. Secondo l'Ocse più 3,4% la crescita del reddito reale delle famiglie sul primo trimestre del 24, in testa l'Italia tra i paesi del G7. Mentre, come accennavamo prima, Pier Ferdinando Casini, già presidente della Camera, Democrazia Cristiana, UDC, eccetera, eccetera, è in cammino verso Santiago de Compostela. Sono qui per riflettere sulla vita. Sta facendo il cammino di Santiago con lo zaino del Bologna e il telefono spento. Ha percorso 100 chilometri, ma, dice Casini, ti viene voglia di farne 800. Sul Corriere della Sera c'era anche da segnalare una lettera di Claudio Borghi Aquilini che risponde circa le accuse che gli sono state fatte di essere un assenteista. Riguardo all'articolo sulle presenze dei parlamentari, basta andare alla pagina ufficiale di riepilogo delle presenze sul sito del Senato, scrive Claudio Borghi, senatore leghista. L'ultima colonna indica le presenze, nel mio caso 88,2%, quindi le mie assenze non sono il 63 rotti per cento, ma l'11,79. C'è una bella differenza con quello che ha scritto il Corriere della Sera. Posto che l'attività di un parlamentare va molto oltre il momento dello schiacciare il bottone del voto, la questione dovrebbe essere di facile comprensione. Se uno vota è presente, se uno non vota, ma ciò avviene per un incarico riconosciuto dal Senato, è in missione. Se uno non vota e non ha giustificativi è assente. Non dovrebbe essere difficile, scrive Borghi. Nel mio caso però la questione è ancora più semplice da comprendere. Sono membro del Copasir. Il Comitato Sicurezza della Repubblica si riunisce molto spesso e, al contrario delle commissioni permanenti, lo fa anche durante le votazioni. A meno dunque di miracoli tipo Padre Pio, che riusciva a essere in 2 posti contemporaneamente, io o sono al Copasir o sono presente in aula. Dato che al Copasir ho il 100% di presenze, si spiega così il fatto che in aula mi si vede poco, ma non sono affatto assente, sono in missione per conto del Senato e la cosa è regolarmente annunciata in apertura di seduta e segnata a verbale. Un politico ha la reputazione come bandiera, dargli dell'assenteista quando non lo è reca un grave danno, scrive Claudio Borghi Aquilini rispondendo a un articolo del Corriere della Sera. Noi torniamo velocemente al Corriere della Sera perché qui c'è da segnalare per la rubrica Tipi italiani, siamo a pagina 23, un'intervista di Luca Iaccarino alla signora Silvana Bini, nonna Silvi, 83 anni, food influencer con 3.300.000 follower su Instagram. Le mie ricette casalinghe da 50 milioni di click. Un emiro mi ha voluta in Qatar per cucinare il ragù toscano, dice nonna Silvi, influencer del cibo popolare all'estero. Ho conosciuto la fame, ora mi cercano per i selfie. Così sul Corriere della Sera. Sul dorso milanese del Corriere della Sera, invece,
per chi ha voglia di libri, Milano riscoperta in 10 libri cult. Storie, sogni, luoghi, suggestioni, a passeggio per la città in compagnia di autori del Novecento, del secolo scorso, del Novecento, da Hemingway a Pontigia. I libri che Andrea Kerbacher consiglia a coloro che vogliono leggere percorrendo mentre leggono Milano virtualmente: Paolo Valera, Milano sconosciuta del 1879, Ernest Hemingway, Addio alle armi del 1929, Carlo Emilio Gadda, L'incendio di via Keplero del 63, Dino Buzzati, Un amore dello stesso anno, Giovanni Testori, Il fabbricone del 1961, Giovanni Testori, Il ponte della Ghisolfa del 58, Alberto Savinio, Ascolto il tuo cuore città del 44, Luciano Bianciardi, La vita agra, Alberto Vigevani, Un certo Ramondes, e infine Giuseppe Pontigia, Nati due volte del 2000, Storie, sogni, luoghi e suggestioni, Milano in 10 libri cult. Sul Fatto Quotidiano invece c'è un dossier che è l'argomento d'apertura di oggi, curato da Lorenzo Giarelli, sulle regioni che vanno in ferie con mance e nuove poltrone. Pausa estiva scorpacciata d'agosto, sintetizza il Fatto Quotidiano. Verso l'autonomia, in Abruzzo e Sicilia, fondi a pioggia a enti e associazioni. Il Molise si inventa un sottosegretario, Bolzano crea un altro maxi dirigente. Secondo il giornalista Sergio Rizzo, il mitico autore della Casta con l'altro collega del Corriere della Sera, il disegno di legge Calderoli è pericoloso perché le classi dirigenti locali sono peggiori di quelle nazionali, e lo dice Sergio Rizzo. Chigi, Palazzo Chigi, il trucco che ingrossa la paga dei dirigenti. Dalle regioni torniamo al centro. A prescindere dai risultati, una parte dei premi dei dirigenti di Palazzo Chigi viene ora dirottata nell'indennità e gli stipendi dei boiardi crescono di 15.000 euro all'anno, quello che per altri è semplicemente il reddito da lavoro. E questa è la denunzia del Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano si occupa anche di RAI, dove secondo Giacomo Salvini sarebbe Arianna Meloni, la sorella del Premier, a fare le nomine. Bisogna difendere Rossi e Corsini. Mercoledì il summit a Palazzo Chigi con la Premier, Fazzolari e Lollobrigida. La linea: tutelare i dirigenti, in quota Fratelli d'Italia, dall'assalto leghista. Se Salvini fa muro, in bilico i TG regionali. Come andrà a finire in Rai? Intanto estate bollente per i rincari, scrive sempre sul Fatto Quotidiano di oggi Patrizia De Rubertis. La vacanza costa il 20% in più, camping, hotel, viaggi, lettini, parchi e gelati. Si spende molto più dell'anno scorso. Oltre 6 milioni di italiani in crisi non potranno partire. 228 euro costo medio per lettino e ombrellone a settimana, scrive il Fatto Quotidiano, fornendo i dati di Facile.it delle associazioni di consumatori. Più 17% l'aumento dei prezzi di hotel e alberghi, 7% i prezzi in salita per mangiare nei ristoranti, più 12% i rincari dei voli aerei sulla tratta nazionale, 1.500 euro per 7 giorni in campeggio, con un rincaro del 24%. La vacanza costa di più. Intanto sul Giornale invece, cambiando argomento, 9.000 rimpatri in 6 mesi, sono i nuovi dati, crollano gli sbarchi in Italia, gli scafisti ora puntano su Spagna e Grecia, il nodo migranti. Ma poi c'è un altro articolo di Francesca Galici: Se paghi ti sposo, l'ultimo business tra stranieri, matrimonio per il permesso di soggiorno. Sui social il boom di annunci per ottenere il via libera al documento, e subito dopo le nozze arriva il divorzio. Una roba curiosa la racconta il Giornale a pagina 7. I sindacati della Banca d'Italia protestano, secondo Marco Leardi, per lo yogurt, una paradossale battaglia della sigla dei dipendenti. In mensa ci sono solo 2 gusti, fragola e banana. È l'Italia dei privilegi, denunzia il Giornale. Tra le rimostranze anche i sughi pronti, la frutta quasi mai di stagione, l'aria condizionata a temperatura troppo alta. Questo in Banca d'Italia. Subito sotto c'è un articolo di Stefano Zurlo in retroscena che racconta di guerra nella massoneria italiana, perlomeno quella visibile, vale a dire il Grande Oriente d'Italia. Ricorso in tribunale per la carica di Gran Maestro, contestata l'elezione del Delfino del Gran Maestro Bisi, in ballo un patrimonio di 200 milioni di euro.
nei giorni scorsi l'udienza davanti al giudice civile. Contestati i presunti brogli che hanno provocato il ribaltone e la vittoria del candidato Seminario, il protetto di Bisi, il gran maestro uscente. Il Grande Oriente d'Italia conta 23.000 muratori, 23.000 massoni. Sul giornale vi segnalo anche, siamo a pagina 17, l'articolo di Melania Rizzoli, medico e politico, sulle città vuote, gli anziani soli, i parenti in vacanza. Perché morire in agosto è ancora più triste. È il mese più dolce e crudele dell'anno, quando perfino un lutto assume un significato particolare, scrive Rizzoli. I più cinici non hanno alcuna intenzione di interrompere le ferie per indossare giacca e cravatta, vestirsi di nero, partecipare ai funerali di una persona cara o di un conoscente. Eppure agosto viene celebrato in tutto il mondo come il mese della morte, perché nel giorno di Ferragosto la Chiesa Cattolica ricorda l'assunzione in cielo di Maria Vergine. Così la vede la dottoressa Melania Rizzoli. Sul secolo XIX di Genova, invece, 2 pagine sono dedicate all'anniversario, 14 agosto 2018, 6 anni fa, della tragedia del crollo del ponte Morandi. Giustizia per il Morandi, ma la politica si divide sulle sferzate. L'intervista di ieri sul secolo XIX di Egle Possetti, la portavoce del comitato in memoria delle vittime del ponte Morandi. La politica si divide sulle sue parole. Il centrodestra difende la riforma in senso garantista, il centro-sinistra denuncia, si favorisce l'impunità. Dice Alessandro Piana, Lega, presidente della regione Liguria: credo che il governo abbia tutta l'intenzione di spingere perché si arrivi a verità e giustizia. Il deputato di Forza Italia Roberto Bagnasco: le intercettazioni è un discorso più ampio che riguarda le riforme della giustizia, non ha a che vedere col ponte Morandi. Roberto Traversi, deputato 5 Stelle: le intercettazioni, come ha affermato la Possetti, non intaccano la privacy, sono fondamentali in molti processi. Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva: non è cambiato molto sul tema delle concessioni e del ruolo di controllore del Ministero dei Trasporti. Aggiunge un articolo il quotidiano genovese di Matteo Indice sul processo con l'incognita della perizia bis, prescrizione lontana sui reati più gravi. Le udienze riprendono dall'11 settembre, dopo la Cassazione su Viareggio, vincoli più rigidi sulle questioni tecniche. Prime richieste di condanna prevedibilmente a inizio 25, scaduti alcuni addebiti minori, non quelli dei principali indagati. Insomma, il processo non è sostanzialmente a rischio, scrive il secolo XIX. A proposito di processi e di politica, sul Tempo di Roma invece c'è un'intervista a Giancarlo Galan, che a suo tempo fu presidente della regione Veneto, noto, scrive il quotidiano romano, per aver subito un calvario simile a quello del dimissionario presidente della Liguria Toti. Toti è stato lasciato solo in Liguria. Non vinciamo con una destra garantista a giorni alterni, afferma Galan. Anche io perseguitato dai giudici, ma allora prevalse lo spirito liberale incarnato da Berlusconi. Stavolta non c'è nessuno in grado di contrastare le toghe rosse, dice Giancarlo Galan. Possibile ancora vincere le regionali, bisogna serrare le file e chiudersi a riccio intorno a chi ha già governato. Così la vede Giancarlo Galan sul Tempo di Roma. Sulla provincia, invece, la provincia di Como, ve la cito perché è l'argomento di prima pagina, ma ha a che fare con le infrastrutture di cui parlavamo prima. Sulla variante, una mobilitazione dei sindaci e Menaggio ha convocato il ministro Salvini, convocato tra virgolette. Si anima il dibattito sulla partecipazione al blocco annunciato da Griante. Spaggiari si chiama fuori, ma chiede che Salvini venga sul lago di Como per dare risposte. I sindaci in ordine sparso in vista della mobilitazione per sabato 7 settembre promossa dal primo cittadino di Griante, Pietro Ortelli, qualora dal 26 agosto in poi i lavori al portale nord della variante della Tremezzina non dovessero riprendere. Per le volate tramite esplosivo nelle gallerie di servizio di svincolo non c'è una data certa, volate che non prenderanno il via ad inizio settembre. Insomma, c'è bisogno di notizie certe. Lo scandalo viabilità sul territorio di Como e del lago di Como. 1986, il primo progetto per l'ammodernamento del lotto Argenio Colonno Menaggio. 2006, primo accordo di programma per la variante della Tremezzina in provincia. 2007, sottoscrizione del Ministero Infrastrutture, Regione, Province, bla bla bla, e siamo arrivati appunto all'oggi.
2 svariati anni di lavoro, 2028 la data finale secondo il contratto d'appalto, con la conclusione dei 9 km e 800 metri della variante, di cui 8,3 in galleria. Sulla questione è interpellato dai sindaci comaschi il ministro Salvini, mentre sulla provincia di Cremona c'è un'altra notizia che riguarda invece i medici e gli infermieri, sempre più oggetto di violenza. Nasce un gruppo antiviolenza per loro. La SST, l'azienda sanitaria locale, ha costituito un'unità per la prevenzione degli atti violenti ai danni degli operatori della sanità in quel di Cremona. Lo scorso anno botte e insulti in 134 casi. Il pronto soccorso, il reparto più a rischio. Per quanto concerne invece l'alta velocità è sparita, scrive Repubblica. Un'estate infernale in treno, lavori, guasti, aggressioni. Da ieri i rallentamenti programmati per gli interventi da Milano a Roma. Ma i disagi durano da mesi. Il Sud paga di più le carenze su binari e carrozze. I sindacati denunciano, i passeggeri si sfogano sul personale. Firenze è l'imbuto d'Italia. Serviranno anni, scrive Repubblica. La convivenza è impossibile tra traffico locale e linee veloci. I lavori fatti ad agosto per tutelare i pendolari, dice Ferrovie dello Stato. 1400 cantieri, l'analisi su Repubblica di Giuseppe Colombo, su una rete ferroviaria al limite, e nel 2025 sarà peggio. Gli investimenti alimentati dai fondi PNRR sono strategici, devono essere portati a termine in fretta, una valanga di miliardi su una rete fragile, migliaia di chilometri di binari chiamati a una prova di resistenza da 1400 cantieri, mai così tanti, mai tutti insieme, grandi e piccoli, da nord a sud. Strategici gli investimenti da fare in fretta. A proposito di investimenti e di economia, su Repubblica c'è anche un'intervista a Federica Brancaccio, presidente dell'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edilizi di Confindustria, che guarda con preoccupazione all'autunno. Temiamo il crollo del settore. A rischio migliaia di posti di lavoro tra PNRR fermo e bonus sospesi. Saranno tagliati 10 miliardi di investimenti. Per ogni miliardo sono 13.000 addetti in meno, dice la presidente dell'ANCE. Su Repubblica, in cronaca milanese, invece, il sindaco di Milano vuole far pagare il pedaggio per l'area C anche nei weekend dopo l'estate. In centro la fase 2 anti-auto, la mossa della giunta, dopo che nelle giornate di sabato e domenica gli ingressi hanno iniziato a superare quelli dei giorni feriali. La riforma al voto in autunno, il via ad inizio 25. Soltanto i residenti saranno esentati dal pagamento dell'area C a Milano nel fine settimana. A Torino invece si allaga il grattacielo della regione Piemonte, aperto ufficialmente il 22 ottobre del 22, dipendenti tutti a casa. La rottura di una valvola idraulica, la rottura di una valvola idraulica al penultimo piano ha mandato in tilt l'impianto elettrico. Smart working fino a lunedì per motivi di sicurezza. Tornano le polemiche sui lavori e il collaudo. Il Partito Democratico critica troppi guai, dai vetri crepati alle porte malfunzionanti per la sede della Regione Piemonte. Sulla Stampa vi segnalo invece un articolo di Wall Street Journal, tradotto da Anna Bissanti, di Andy Kessler, sulla Silicon Valley statunitense che è tentata dalla destra di Trump con la promessa del taglio delle tasse. Finora le big tech hanno preferito i progressisti. Ora qualcosa potrebbe cambiare. La Silicon Valley ha imposte alte e si trastulla con le criptovalute. È matura per un presidente repubblicano. Nel frattempo, tornando all'Italia, sempre sulla Stampa, basta proroghe sui balneari. Secondo la Stampa il governo ha detto ok alla linea dell'Unione Europea. Si tratta sugli indennizi. Bruxelles ha respinto l'ultima bozza del centrodestra sul rinvio delle concessioni fino al 2029. È scontro tra maggioranza e il ministro Fitto. Anche l'antitrust chiede ai comuni di fare subito i bandi. In Liguria confusione, gare fai da te, troppe incognite, dicono gli imprenditori hanno gli impianti balneari, si lavora male, lavoriamo nell'angoscia, ora il governo deve fare chiarezza, dicono gli imprenditori. Vi segnalo infine sulla Verità l'articolo di Laura Della Pasqua, un'intervista per dire il vero a Elio Silvagni, amministratore di Silver One, che detiene il marchio Valle Verde, brand delle scarpe comfort. Il Green Deal inguaia le imprese europee, dice Silvagni,
Subito dazi al 50% contro la Cina. Le regole dell'agenda ecologica europea alzano i costi di energia e materie prime e non bastano le barriere doganali perché vengono aggirate. Di questo passo i listini saranno più cari. Il problema è che pagano a un operaio 100 euro al mese, il nostro salario è di 3.000. Quella del Made in Italy è una favola, produciamo il 30% in Estremo Oriente per le spese più basse, dice il proprietario del marchio di calzature Valle Verde. Con questo ci salutiamo, una benedizione e sermone, questa invece la racconta Libero. Nella parrocchia di Napoli c'è un prete che fa firmare i fedeli contro l'autonomia regionale. Sempre su Libero c'è una lunga intervista al generale Vannacci. Lega e Gonu, guerra, vi racconto la verità, io e Salvini abbiamo gli stessi ideali, il mio futuro politico è qui. La pallavolista e Gonu mai detto che non può giocare in azzurro, eccetera. Ma chiudiamo anche con un articolo del direttore responsabile di Radio Libertà, Giovanni Sallusti, sulla questione degli eroi social delle Olimpiadi. Gli antieroi, diciamo, le persone normali, pancette, birra, mani in tasca. L'impresa è essere normali, scrive Giovanni Sallusti. Dal tiratore turco a pallavolista, anzi al cestista serbo Nikola Jokic, eletto medaglia di sbronzo perché è stato preso in fotografia che dopo la gara ha festeggiato al pub con una bella birrazza in mano. Più che l'ultima cena queer, la vera trasgressione è mostrarsi autentici, gli eroi social delle Olimpiadi. Nell'era in cui il conformismo domina il dibattito, scrive Sallusti, perfino lo sport diventa succursale dell'ideologia, ci sono per fortuna esempi spettacolari di straordinaria genuinità, come il tiratore turco Dikesh, star dei social per le Olimpiadi di Parigi. Sparava con la mano in tasca, con gli occhiali normali senza protezione, ha conquistato perfino un'imitazione, quella di Lino Banfi. E scusate se è poco, come direbbe Lino medesimo. Con ciò ci salutiamo, tra poco Pierluigi Pellegrin con Oltre la pagina. Buon ascolto. Caro Giulio, la sua rassegna stampa di oggi è stata veramente... Wow, uy, uy, hey, perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. Giusto? Troppo giusto! Esatto. Avete ascoltato la rassegna stampa.